Rieccoci in studio con la seconda parte della prima puntata del nuovo anno del 2024 del Sindaco Risponde. Sindaco di Padova Sergio Giordani è presente ospite nei nostri studi. Abbiamo raccontato, insomma, un po', abbiamo riepilogato la vicenda dell'ex Configliacchi subito prima della pausa pubblicitaria, Sindaco, perché è successa veramente una incredibile tragedia. Vi avevamo preannunciato come adesso avremmo affrontato un tema che sta facendo un po' discutere in città, che a molti non è piaciuto, vale a dire l'aumento delle tariffe dei parcheggi che avete disposto in città, che scatterà nelle prossime settimane. Anche qui andiamo a vedere il servizio riepilogativo che abbiamo preparato e successivamente lo commentiamo in studio. Vediamo. Ogni anno nuovo è sempre stato accolto con l'aumento dei prezzi in Italia. Anche Padova sembra abbia deciso di allinearsi alla tradizione e da febbraio scatteranno gli adeguamenti tariffari richiesti da APS Holding per quanto riguarda i parcheggi in gestione. Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica che risale al 2009. L'adeguamento non toccherà il Park Prandina, gli scambiatori e tutti quei parcheggi in cui erano già state applicate le nuove tariffe. Sostanzialmente le nuove maggiorazioni saranno le seguenti: se la tariffa era di 2 euro sarà portata a 2,50, come nel caso di via Borromeo, del Carmine, Largo Europa. Se era di 1,70 verrà portata a 2 euro. Questo avverrà ad esempio in via Giotto o nel piazzale della stazione, e nel caso di tariffa a 1,10 l'incremento sarà di ulteriori 40 centesimi, come in via Scrovegni o via Trieste. Sconto del 30% sulla tariffa però durante il periodo dei saldi. I commercianti non sono certo contenti, da anni si battono per l'incremento degli stalli per la sosta e non certo per l'aumento delle tariffe per parcheggiare. Ostacolo all'ingresso delle persone in città e quindi al commercio di fatto, perché meno persone arrivano, più ci sono problemi per il commercio e per la vendita. Siamo già in un periodo di cantieri. Abbiamo avuto un Natale difficile, per fortuna poi alla fine le famiglie hanno capito, però difficile per l'accessibilità della città. Per quanto riguarda il tema dell'inquinamento, l'associazione di categoria Ascom sottolinea l'incremento dei veicoli elettrici negli ultimi anni rispetto alla moria dei negozi del centro storico di Padova, che grazie a queste politiche viene sempre più abbandonato in favore dei centri commerciali, dove troviamo ampi parcheggi gratuiti. In molti casi vuol dire aumentare l'inquinamento, perché la gente continua a girare per cercare lo stallo dove posizionare la sua macchina e continua a girare attorno alla città, creando dei problemi anche di inquinamento, e questo non lo si vuol capire per una questione ideologica di contrasto all'automobile. Sindaco, perché, intanto comincio chiedendole questo, perché avete aumentato i prezzi dei parcheggi? Abbiamo i parcheggi mai aumentati dal 2011, dovevamo applicare ogni volta lista, mai fatto. Erano parcheggi meno cari della Regione Veneto, d'Italia quasi, per cui io capisco sia l'opposizione che l'associazione di categoria, tra parentesi, l'Ascom, sono iscritto all'Ascom, per cui capisco perfettamente, sono un commerciante. Però è cambiato il mondo del commercio non perché abbiamo aumentato assolutamente i parcheggi. Vedete che quest'anno faremo, sotto l'aspetto turistico, sarà ancora meglio perché investiremo in questo senso. Perché purtroppo anche i centri commerciali non stanno dando risultati positivi. Non è che il centro commerciale c'ha i parcheggi per cui non è vero. Anzi, i centri commerciali hanno più difficoltà dei negozi in centro. Però magari dicono i commercianti non hanno almeno questo problema, loro non ce l'hanno. Non cambia. Io mi vado a targetarmi sui fatturati, che sono le cose più importanti. Chiaro che non sono contenti i commercianti, non sto dicendo che devono essere contenti. Dico solo che il problema reale sono altre cose, sta cambiando la modalità d'acquisto, purtroppo l'e-commerce sta facendo disastri, questo è la reale. Se vedete, molti negozi chiudono perché si trasformano sotto l'aspetto alimentare, cioè come street food, perché sono moltissimi che stanno chiudendo, perché sta cambiando la mentalità dell'alimentarsi, per cui molta gente utilizza l'alimentazione, per cui cambia il commercio, passa all'alimentazione. Quanti rider vediamo di sera dopo il Covid? È incredibile. Il più grosso concorrente, uno dei più grossi concorrenti
adesso non sono anche dei supermercati, sono i rider, cioè sono diventati questi perché è cambiato completamente. Io andavo fuori con canna la sera, prima di cosa, sono fuori sera, cioè, sono rider che passano, perché è cambiata la mentalità dopo il Covid, del cibo si fa in casa, per cui... Però il commercio è anche abbigliamento, è anche elettrodomestici. Cose. È chiaro che per noi, avere il commercio in città che funziona bene è un motivo di orgoglio, di sicurezza, deve funzionare bene, facciamo tutte le risorse possibili perché funzioni bene. È chiaro che sia opposizione che commercianti non possono accettare e dire oh che bravi siete stati, assolutamente. Però quindi lei dice che è solo gioco delle parti, non sono realmente scontenti? Per me è un gioco delle parti, politicamente sicuramente i commercianti non sono sicuri, possono dare accolpamento ai parcheggi, però non è questo. Sta cambiando il panorama commerciale, sta cambiando rapidamente. C'è chi si adegua, chi è bravo, chi non riesce ad adeguarsi perché magari a una certa età, manca il ricambio generazionale, mancano tantissime cose. Sono dei bar che si stanno trasformando in negozi di altro tipo. Provate a pensare, passare per il centro e vedere quanti negozi sono cambiati come tipologia. Purtroppo è così. Per cui è chiaro che noi faremo il massimo. E quando ci saranno, non è un problema ideologico, non me ne frega niente a me dell'ideologia, è un problema ideologico, assolutamente. I parcheggi sono aumentati, il numero di parcheggi sono aumentati, non diminuiti. Vado a memoria, poi posso dare le cifre giuste, sono aumentate del 5% rispetto a 2 anni fa, 5% in più di parcheggi disponibili blu, parlo, i bianchi non me li ricordo. Per cui non è vero che dobbiamo parcheggi. Cerco però, Sindaco, di interpretare un po' le considerazioni dei commercianti. Io credo che loro per primi sappiano che il problema della crisi del commercio non deriva certo dall'aumento dei parcheggi, ma da tutta una serie di altri fattori che abbiamo anche analizzato insomma, brevemente adesso poco fa, e tra l'altro su questo appunto ci sarebbe da aprire una parentesi sul fatto che forse sarebbe giusto che le associazioni di categoria dessero la possibilità ai commercianti di adeguarsi a quello che è il nuovo trend, perché non va tanto demonizzato l'e-commerce, ma va data la possibilità di competere anche ai nostri negozianti. Ma al di là di questo, il tema è un altro. Interpretando quello che dicono i commercianti, magari il senso è, certo noi abbiamo già tutte queste difficoltà, cercate anche di venirci incontro non aumentandoci i prezzi dei parcheggi. Cosa si sente di dire in questo? Primo, le associazioni delle categorie aiutano i commercianti. Ripeto, sono un commerciante e sono iscritto all'ASCO, non voglio fare pubblicità a nessuno, però le associazioni lavorano bene con i commercianti, danno input, danno servizi, fanno capire sotto l'aspetto dell'e-commerce, fanno tantissime operazioni. È chiaro perché manca del lavoro, perché qualcun altro si è sostituito. Il commercio elettronico, vi garantisco, è devastante, ma veramente sta creando problemi. Io vedo solo furgoncini. Noi abbiamo limitato i furgoni, vi ricordo. Prima potevano circolare quanto volevano in centro. Adesso andando a arrivare specifici, cerchiamo anche sia per effetto inquinamento, sia per frenare un pochettino l'e-commerce. È chiaro, ripeto, che secondo me, devo dire onestamente, non cambia nulla il momento del parcheggio. C'è un cittadino viene sia che costi 1,50 €, sia che costi 2 €, dice. Padova è talmente bella e attrattiva che viene sicuramente. Guardate che le altre città fanno pagare per entrare in città, vedi Milano, vedi Londra, fanno pagare per entrare. Può stare un'ora solo, cioè sta cambiando il mondo, C'è qualcuno che vorrebbe far pagare, specialmente ai non padovani, per entrare in città?